Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Cedo volentieri la parola al professor Boscati per l'introduzione al seminario di oggi. Grazie, buon pomeriggio. In realtà l'introduzione la lascerò in realtà al collega Salomone, che ringrazio insieme ai colleghi Luciano Bolegol e Tor Comper di aver, come dire, accettato l'invito per questo pomeriggio, in cui affronteremo un tema sicuramente molto importante e centrale, il tema forse più nuovo in assoluto, che è il tema delle elevate professionalità. Diciamo, la sede istituzionale di elezione è l'Università di Trento, però abbiamo come ospite anche il professore Luciani dell'Università di Salerno. Dicevo, il tema delle elevate professionalità, un tema nuovo, soprattutto per funzioni centrali, per sanità. Per l'università in realtà da anni lo conosciamo, e vedremo che anche per quanto riguarda gli enti locali in realtà la soluzione è stata una soluzione, ma non voglio anticipare nulla, di compromesso. Semplicemente la scaletta. Io ci darò immediatamente la parola al professore Salomone, che è ordinario di titolo di lavoro presso l'Università di Trento, il quale, come dire, ci introdurrà il tema, per poi passare la parola al professore Luciani, che è ordinario dell'Università di Studi di Salerno, che parlerà delle elevate professionalità come figura e modello di accesso. Seguirà il professore Boligo, ordinario dell'Università di Trento, che parlerà sempre di elevate professionalità, ma con riguardo agli incarichi e agli effetti retributivi, e poi chiuderà il dottore Comper, che è il dirigente generale della provincia autonoma di Trento, che parlerà dell'esperienza della provincia di Trento e la figura dei direttori. Credo che anche questo pomeriggio, come i precedenti 5 incontri, sarà, come dire, proficuo. Questo è l'auspicio. Io mi taccio e, ringraziando tutti i nostri 4 relatori, cedo immediatamente la parola al mio collega professore Salomone. Grazie Riccardo. Grazie Alessandro, sono io che ringrazio te e la collega Zilli per l'invito, per l'occasione, è molto preziosa a mio avviso, e Trento da quest'anno si inserisce nel ciclo di seminari CLIP, ne siamo onorati, lo facciamo con piacere, anche se è chiaro che è un inserimento che appunto ha una localizzazione varia, no? Come testimoniato dalle parole che il collega Boscati ci ha appena indicato. Effettivamente, come lui diceva, il tema di oggi pomeriggio è senz'altro il tema più nuovo del ciclo, la professionalità tra legge e contratti, perché quello delle elevate professionalità è un aspetto che per molti diversi ambiti dell'impiego pubblico rappresenta un elemento di diversità rispetto al passato. Credo che ci consentirà delle riflessioni nuove in diverse direzioni. Vorrei sottolineare in apertura che questo tema, più in generale il ciclo di seminari, ma direi questo tema svela proprio la centralità del punto di vista giuslavoristico, perché chi può ragionare di elevate professionalità, chi può ragionare del rapporto tra professionalità nell'incastro fra legge e contrattazione collettiva? Credo, diciamo, molti, ma credo soprattutto gli studiosi del diritto del lavoro, i pratici del diritto del lavoro. Quindi vorrei dire che bene hanno fatto i nostri organizzatori a centrare questo ciclo seminariale sul tema della professionalità, perché effettivamente ci riprendiamo, lo dico un po' con orgoglio da giuslavorista, ci riprendiamo un po' di quella parte di studio dell'impiego pubblico che negli ultimi anni è andata perdendosi verso altre discipline, verso altri orizzonti, quasi che la prospettiva giuslavoristica fosse, diciamo, divenuta di minore importanza rispetto alle traiettorie della privatizzazione o contrattualizzazione del pubblico impiego. Invece mi pare che questo sia proprio il tema nel quale come giuslavoristi abbiamo molto da dire, e spero che oggi vengano fuori, sono sicuro che oggi verranno fuori cose molto interessanti. La seconda cosa per introdurre il tema ai relatori è legata all'aspetto delle elevate professionalità. Quali sono le elevate professionalità? Ce lo diranno i nostri relatori, che cosa sono, come si definiscono giuridicamente, ce lo diranno i nostri relatori. Senz'altro mi viene da dire, anche per la piccola esperienza di pubblica amministrazione che ho maturato in questi anni, che sono quelle figure, diciamo, di middle management o di professionals, comunque diciamo figure intermedie solo nel nome,
perché spesso sono anche le figure che fanno funzionare davvero la macchina pubblica, che non funziona certamente con i presidenti delle amministrazioni, non funziona con i vertici, talvolta nemmeno con i dirigenti, ma più spesso proprio ha le sue funzioni essenziali su queste figure, che quindi meritano, a mio avviso, un'attenzione particolare. Lo meritano perché appunto sono figure cardine, lo meritano perché hanno una qualificazione e dei profili di analisi giuridica molto particolari e molto interessanti. Ecco, credo che su queste due direttrici possano muoversi le relazioni che adesso ci intratterranno, perché da una parte appunto l'orizzonte giuslavoristico sarà senz'altro presente nelle relazioni del professor Luciani come in quella del professor Bolego, ma per forza di cose lo sarà anche in quella di Luca Comper, che come dirigente generale senz'altro ha problemi di ogni tipo, ma quelli di diritto del lavoro sono i problemi con cui deve avere a che fare tutti i giorni nella sua veste di responsabile del personale dell'intera provincia autonoma di Trento, che nei fatti, lo dico per chi non ha conoscenza delle strutture amministrative, nei fatti è più complessa e forse più articolata di una regione, perché per molti versi assume sulla dimensione provinciale sia le funzioni delle regioni che quelle di molte amministrazioni, diciamo, territoriali, provinciali e anche comunali, se vogliamo. Quindi è davvero una macchina amministrativa molto complessa e molto grande. E allo stesso tempo tutti e tre i nostri relatori hanno, credo, un'esperienza ampia a sufficienza da poterci far capire effettivamente quali sono i nodi che stanno dietro a queste figure. Per cui, senza altro tempo, io darei subito la parola a Vincenzo Luciani, che è già stato presentato proprio per inquadrare i profili legati alla figura e all'accesso. A te la parola, Vincenzo, con un ringraziamento anche da parte mia per la tua partecipazione appunto trentina a distanza. Ringrazio veramente io voi, devo dire, mi trovo benissimo in mezzo a tutti i trentini, abbiamo lavorato benissimo anche per la preparazione di questo seminario con Giorgio, il dottor Comper, che non conoscevo, ho avuto il piacere di conoscere. Allora, condivido delle slide, quindi diciamo a me è stato dato questo compito di introdurre e di analizzare alcuni profili, tra cui quello della modalità di conferimento delle elevate professionalità e elevate qualificazioni. Allora, questo dibattito, come accennavano sia i colleghi Boscati e Salomone, è un dibattito molto risalente e cruciale nell'ambito del lavoro pubblico. Io ho provato, diciamo, a schematizzare un po' i fattori attorno ai quali ruota questo dibattito sulle elevate professionalità e elevate qualificazioni. Una innovazione tecnologica, una riorganizzazione della pubblica amministrazione che richiedeva urgentemente di intervenire sull'inquadramento professionale. Eravamo fermi prima dell'ultimo intervento, addirittura a 20 anni fa. Le carriere notoriamente sempre molto lente, addirittura bloccate dal 2008 al 2009, il diffuso fenomeno molto collegato ai due fattori precedenti, cioè quello dello svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica formalmente rivestita, e poi, non da ultimo, l'esigenza di rendere il lavoro pubblico, l'impiego pubblico attrattivo, attirare appunto figure brillanti, figure giovani. Allora, diciamo, le iniziative legislative e poi negoziali sono una risposta a una richiesta di avanzamenti retributivi, di riconoscimento di status proveniente dal personale pubblico. Nuova linfa a questo dibattito, decisiva linfa a questo dibattito, sicuramente lo si deve al PNRR, che diciamo punta molto su questa figura da inserire nei comparti pubblici, e in particolare c'è nell'ambito del più complessivo programma c'è una missione, la M1C1, in cui si fa riferimento proprio a specifiche iniziative normative per individuare le elevate professionalità. Devo dire, in questo caso, in modo forse inaspettatamente veloce e tempestivo, dal PNRR, che risale ad aprile 2021, il decreto legge
che ha dato attuazione al programma è di giugno 2021, quindi tempi diciamo molto veloci, positivamente veloci. Il decreto legge 80 del 2021 ha in sostanza riscritto l'articolo 52, l'ha riscritto per quanto riguarda le progressioni, i passaggi di carriera, e appunto una delle novità più importanti sicuramente è questo dell'individuazione di una nuova area che la norma, l'articolo 52, definisce di elevate qualificazioni. E diciamo poi su questo ci siamo confrontati anche con Giorgio Bolo, col dottor Comper, parla la norma, dice la norma che la fonte negoziale è incaricata di individuare una nuova e ulteriore categoria. Quello che sicuramente viene fuori è che si deve trattare di una categoria che evoca un po' il modello delle posizioni organizzative, però sicuramente qua si tratta di una categoria stabile, una categoria che priva di connotati di temporaneità. Sicuramente una norma non sembra lasciare alternative e fa riferimento a una figura che debba svettare rispetto al rimanente personale non dirigenziale. Allora, mi è sembrato, appunto, guardando un po' la norma, guardando un po' la normativa, tutti i documenti che ruotano un po' intorno a questa norma, nuova norma, cioè le linee guida, quelle emanate nel luglio 2022, ovviamente anche le fonti negoziali, come vedremo, i contratti collettivi, come vedremo. Mi pare che uno dei concetti diciamo centrali nel nuovo inquadramento professionale, e in particolare con riferimento alle elevate professionalità, elevate qualificazioni, sia questo concetto di competenze. Un concetto che deve consentire di cogliere appunto le dimensioni molteplici della professionalità, facendo riferimento appunto a posizione organizzativa di lavoro di ogni singolo individuo, ma soprattutto appunto a capacità tecniche anche comportamentali trasversali. Cioè con questo concetto di competenze si vuole fare riferimento non solo alle conoscenze, non solo al bagaglio di conoscenze, ma al come. Quindi queste conoscenze devono essere utilizzate nello svolgimento del rapporto di lavoro, influenzate un po' da valori, motivazioni che ogni singolo dipendente deve possedere. Allora, questo concetto mi pare che sia al centro anche di queste norme che appunto che sono il 35 quater in materia di procedimento per l'assunzione di personale non dirigenziale e l'articolo 28 sull'accesso alla qualifica dirigenziale. Entrambe le norme fanno appunto riferimento appunto al concetto di competenza e ovviamente anche alle verifiche, alle prove da introdurre, inserire dei bandi per fare la verifica appunto di prove, dice l'articolo 28 per esempio, scritte orali di carattere esperienziale, oppure l'articolo 35 la verifica di competenze come insieme di conoscenze e capacità logico-tecniche e comportamentali. Interessante in questo è anche il riferimento che c'è, tornando alle citate linee guida, all'esperienza di EPSO. Sappiamo è quell'agenzia che si occupa di selezionare il personale, i candidati per quanto riguarda gli organi dell'Unione Europea, e i meccanismi di selezione, di verifica utilizzati da EPSO richiamano molto appunto prove mirate a verificare appunto le competenze intese in questo modo. Allora, perché questo cambio di paradigma? Secondo me è un discorso, una tematica molto legata a quello delle elevate professionalità. Bisogna contrastare la obsolescenza delle descrizioni statiche delle mansioni, perché appunto bisogna cogliere, ripeto, questa molteplicità delle dimensioni. Bisogna imparare a analizzare e descrivere i mestieri, appunto facendo riferimento non solo alle conoscenze teoriche, ma anche a quello che viene definito il sistema delle competenze.
nel terzo punto è appunto spostare il focus da cosa viene fatto, mansione di attività, a come i compiti vengono svolti. Allora, venendo a come questa figura, ripeto, che nella norma si dice debba riguardare una nuova e ulteriore categoria, che debba svettare rispetto al personale dirigente, come viene diciamo declinata nei 3 contratti collettivi che abbiamo analizzato, funzioni centrali, funzioni locali e sanità. Diciamo subito che i modelli utilizzati sono diversi, quindi le soluzioni utilizzate sono diverse. Qua, prima di analizzare, una notazione va fatta: non tutti erano convinti che dopo l'intervento del legislatore del 2021 i contratti collettivi recepissero questa novità. Qualcuno paventava che si ripetesse l'esperienza della vicedirigenza, no? Prevista nella norma e mai attuata. E invece la storia non si è ripetuta, i contratti collettivi hanno smentito questa ipotesi pessimistica. Allora, i contratti collettivi, nel declinare questa figura, in sostanza, da questo punto di vista, nella descrizione si somigliano. In pratica è una figura che appunto deve ricoprire posti di elevata responsabilità, e c'è un po' una divisione tra posti di natura gestionale, organizzativa, e posti, funzioni di natura più specialistica, di alta professionalità. E devo dire, appunto, a parte una differenziazione da un punto di vista terminologico, funzioni centrali usa l'espressione elevate professionalità, funzioni locali e funzioni e sanità usano diciamo, la formula elevate qualificazioni, però da questo punto di vista i contratti si equivalgono. Anche nei contratti che utilizzano questa tecnica, nel contratto c'è la suddivisione delle varie aree, e poi la descrizione dei contenuti sono il più delle volte negli allegati, e negli allegati per esempio per quanto riguarda le funzioni centrali c'è anche negli allegati dei contratti collettivi questa sottolineatura, questa reiterata insistenza sul concetto di competenze. Competenze, dice il contratto delle funzioni centrali, che devono essere adeguate ad affrontare con consapevolezza critica problemi di notevole complessità, capacità di lavoro in autonomia, accompagnata da grado elevato di capacità gestionale, organizzativa e professionale. Ripeto, questo concetto di competenze ritorna in tutti i contratti, in tutti gli allegati in cui c'è la descrizione di questa figura. Allora, è una figura, ripeto, già è stato detto nell'introduzione, strettamente a ridosso della dirigenza. Lo si capisce, poi lo vedremo sicuramente meglio approfonditamente dalla relazione di Giorgio Bolego, cioè si evince dalla struttura della retribuzione articolata in retribuzione di posizione e retribuzione di risultato. È una figura che diciamo va ancora ulteriormente riempita, quindi c'è la norma, c'è la contrattazione collettiva, ma è un processo che deve essere completato ulteriormente. Da cosa? Completato dal piano triennale, dal cosiddetto PIAO, e dalla contrattazione integrativa nel momento in cui delinea le famiglie professionali. Quindi è un processo, diciamo, è un work in progress. I PIAO già ci sono stati, però la prima versione sicuramente hanno un ruolo, non c'è dubbio, fondamentale in questo processo, perché nei piani triennali diciamo, ai sensi dell'articolo 6 del testo unico, le amministrazioni sono chiamate a determinare il fabbisogno, ma non più soltanto come previsione di spesa, devono individuare le competenze di cui l'apparato ha bisogno, e quindi anche le conoscenze, le capacità, le attitudini.
c'è le pubbliche amministrazioni, e quindi questo è il salto di qualità che si richiede, devono essere in grado di diciamo, proiettarsi in un periodo medio-lungo, proiettare la propria fisionomia in un periodo medio-lungo. Il piano di fatti è triennale, ma con possibilità annualmente di fare aggiornamenti, perché ci possono essere esigenze impellenti, quindi programmazione di lungo periodo, ma anche possibilità diciamo, di fare delle correzioni in corso d'opera. Un ideale inserimento di questa figura nelle amministrazioni presuppone che vengano definite proprio in questi documenti posizioni di responsabilità, processi di lavoro, spazi di autonomia decisionale, relazioni organizzative interne e esterne. Quindi il compito non è per nulla facile, è un compito delicato, un compito che presuppone anche degli ambiti di discrezionalità anche molto ampi. Ci sono consentite, lo ha già detto la funzione pubblica in qualche intervento che diciamo, è stato emanato, revisioni organizzative, si può arrivare anche a sopprimere figure dirigenziali, non si può fare l'inverso come sappiamo, però appunto è ormai messo all'amministrazione decidere chi sostituire, se sostituirlo e con quali figure professionali sostituire. Allora, una rivisitazione quindi dell'inquadramento, abbiamo detto necessario, fondamentale, un inquadramento fermo addirittura 20 anni fa, vediamo come diciamo, l'impatto che ha avuto questo nuovo sistema nell'inquadramento di questi tre comparti. Come insomma, si può subito vedere, immediatamente vedere, l'applicazione è diversa nei tre comparti. In funzione centrale e sanità nasce come categoria vuota da riempire. Per quanto riguarda nelle funzioni locali, qui confluiscono profili del precedente ordinamento. Nelle funzioni locali, quindi, le elevate qualificazioni che sono posizioni di, diciamo, ruoli di responsabilità, quindi a ridosso della dirigenza. Qui la scelta, diceva giustamente il professor Boscati, è una scelta di compromesso. In pratica vengono riqualificate le posizioni organizzative, tant'è vero che c'è una norma transitoria che dice che le posizioni organizzative in essere alla data di entrata in vigore sono automaticamente ricondotte alla nuova qualifica di elevate qualificazioni. Invece, nel quanto riguarda la funzione centrale e la sanità, sono categorie nuove, e la quinta per quanto riguarda la sanità e la quarta per quanto riguarda la funzione centrale. Vediamo però appunto qual è proprio questa struttura diversa, questa articolazione diversa nei tre comparti di questa qualifica, ovviamente determina una differenziazione per quanto riguarda modalità di accesso e di conferimento. Perché? Perché diciamo, nel primo e il terzo, quindi in funzioni centrali e sanità, si tratta di accedere a un'area nuova, quindi procedure selettive concorsuali, nel caso delle funzioni centrali, quindi articolo 35 del testo unico, procedure selettive e poi incarico, perché nella sanità è previsto appunto che dopo l'accesso ci sia appunto l'incarico. Quindi diciamo nelle funzioni centrali, nella sanità si utilizzano le procedure concorsuali e selettive o le progressioni verticali. Nelle funzioni locali invece è un incarico triennale, rinnovabile, e qui la normativa negoziale appunto fa riferimento all'utilizzo dei criteri delle clausole generali di buona fede e correttezza. Quindi
questo fa capire che diciamo, per quanto riguarda il controllo della correttezza di queste 3 procedure ci troviamo in 2 contesti diversi. È un controllo che è demandato nel caso di accesso alla qualifica di elevate professionalità, elevate professionalità nelle funzioni centrali, elevate qualificazioni nella sanità, un controllo demandato al giudice amministrativo, e un controllo che invece nelle funzioni locali è demandato è assegnato al giudice ordinario, perché appunto vanno verificate sulla base delle clausole di buona fede e correttezza. Allora qui ripeto, nella sanità c'è il doppio controllo, perché una procedura selettiva concorsuale o progressione verticale per accedere alla qualifica, e poi l'incarico va attribuito secondo i criteri di buona fede e correttezza. Allora qui forse vale diciamo, la pena di richiamare un po' lo stato della giurisprudenza in tema di clausole di buona fede e correttezza, proprio con riferimento agli incarichi dirigenziali. Qua non è, diciamo, mi pare molto interessante richiamare l'attenzione sull'arresto più recente della giurisprudenza. Diciamo una delle sentenze più recenti che ho trovato, del 2022, in cui il rispetto delle clausole di buona fede e correttezza in materia di incarichi dirigenziali viene diciamo, sottoposto a al vaglio delle valutazioni comparative, cioè il giudice ritiene che anche nell'ambito degli incarichi dirigenziali il requisito motivazionale, per non essere puramente formale e per essere rispettoso appunto del dato normativo, implica che la motivazione riguardi il candidato prescelto, ma dice la Cassazione, l'amministrazione deve fornire i motivi, le ragioni per cui sono stati esclusi appunto i candidati che non hanno superato la prova, a cui non è stato dato l'incarico, appunto i candidati scartati, dice la Suprema Corte. Quindi una valutazione, a me pare, devo dire, molto simile alla valutazione che c'è nelle procedure selettive concorsuali. C'è una comparazione e un confronto tra candidati con scelta appunto del più meritevole. È lo stesso processo che si deve fare anche con riferimento agli incarichi. In questo caso gli incarichi che vengono dati nell'ambito della funzione locale e che vengono date al soggetto nell'ambito della sanità a cui viene dato un incarico di funzione, appunto un incarico di elevata qualificazione. E quindi qua però appunto in questo caso, trattandosi di procedure di tipo privatistico, il controllo, ripeto, sarà rimesso al giudice ordinario. Allora, diciamo, le amministrazioni hanno diciamo, è una sfida importantissima questa, che in materia di inquadramento, in materia di elevate qualificazioni, il legislatore sicuramente si è mosso, ma già dalla legge Madia, per riconoscere a ogni amministrazione una libertà nel se e nel come assumere i profili più rispondenti appunto all'effettivo fabbisogno. Tanto per riprendere alcuni passaggi del parere espresso dalla Commissione del Consiglio di Stato, Commissione in sede di legge Madia, si dice c'è una visione flessibile e lungimirante dell'apparato amministrativo, in cui ogni amministrazione è responsabilizzata a distribuire il personale in base a effettive esigenze e non in base ad aprioristici limiti di organico. L'amministrazione, abbiamo già detto, è libera di decidere se sostituire e con quali profili sostituire. Qua insomma si prospetta una delle novità più importanti, ripeto, che la funzione pubblica ha già sottolineato, la possibilità di sostituire dirigenti con profili per esempio di elevata professionalità, elevata qualificazione.
Ovviamente questa diciamo, discrezionalità, questa ampiezza di poteri ha dei limiti. Qui diciamo, ho messo in fila limiti quantitativi e limiti qualitativi. La rimodulazione deve avvenire garantendo la neutralità finanziaria, il costo complessivo non può superare appunto il valore finanziario, quello della dotazione organica. Il costo complessivo, c'è il costo del personale che ho e il personale che intendo assumere. Devo rispettare il turnover, la spesa per il personale degli enti locali, devo appunto rispettare gli stanziamenti di bilancio e i limiti in materia di costo del personale. C'è una limitazione anche dal punto di vista qualitativo. Abbiamo detto che i dirigenti possono essere eliminati ma non possono essere incrementati. Spesso il legislatore interviene anche sul tipo di professionalità. Tanto per fare un esempio, la legge 56 del 2019, la cosiddetta legge concretezza, imponeva per esempio di reclutare figure relative alla digitalizzazione, alla gestione dei fondi strutturali, quindi una libertà che va temperata con questi limiti, anche con riferimento alle figure professionali da reclutare. Nella determinazione dei profili l'ente è vincolato appunto agli obiettivi di performance e alla normativa anticorruzione. Quindi una libertà, una discrezionalità molto ampia, però appunto con questi paletti che non possono essere violati. Mi avvio alla conclusione. Diciamo, la direttiva della legge dell'articolo 52 è stata attuata con modelli diversi. Sicuramente questa diversità di attuazione è coerente con le peculiarità dei settori di ogni comparto. Qualche dubbio, per la verità, mi rimane per quanto riguarda il modello attuato nelle funzioni locali. Mi pare che la norma si esprimesse in modo chiaro nella direzione che le amministrazioni individuassero una nuova e ulteriore, dice la norma, area. Questo nelle funzioni locali non è avvenuto. Il processo, ripeto, questo già l'ho detto, è da completare con un apporto importante, qualitativo, da parte delle amministrazioni, con i piani integrati e anche con l'apporto delle organizzazioni sindacali, cioè della contrattazione integrativa. Molto sicuramente la scommessa e anche la rilevanza di questa nuova figura delle elevate professionalità, delle elevate qualificazioni, molto passerà dalla capacità delle amministrazioni di fare quell'operazione così cruciale nell'ambito del piano, e cioè individuare e delineare posizioni di responsabilità, processi di lavoro, spazi di autonomia in cui inserire appunto queste figure così importanti per far sì che l'amministrazione appunto sia un'amministrazione efficiente ed efficace. Io ho finito, grazie. Grazie al professor Luciani, direi che siamo noi che ringraziamo lui per l'inquadramento che ci ha offerto della figura, isolando le caratteristiche comuni, isolando gli elementi differenziali, offrendoci una prospettiva sia storica sia diciamo appunto proiettata in avanti. La scommessa di cui parlava Vincenzo è senz'altro una scommessa da verificare, no? Perché il dubbio che viene ascoltando l'inquadramento è proprio quello se queste elevate professionalità o elevate qualificazioni saranno al servizio dell'organizzazione, ovvero se saranno al servizio di interessi di singoli, di posizioni di singoli, e quindi diciamo al servizio delle rivendicazioni. Questo è il primo possibile scenario di biforcazione delle opzioni che viene ascoltando la relazione di Vincenzo. Ora la parola al collega professor Bolego, il quale appunto svilupperà più la parte relativa al trattamento economico, ai dati che riguardano l'assegnazione dell'incarico. Di Giorgio devo dire, ad onor del vero, che è l'organizzatore trentino primo di questo incontro, e a lui che va dato il merito di aver messo insieme questo panel e anche della distribuzione dei contenuti, per cui Giorgio ha questo merito che va senz'altro riconosciuto, e nella presentazione di Giorgio va senz'altro ricordato che ha
un incarico alle spalle molto impegnativo ed importante di presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale del territorio trentino, l'APRAN, che sostanzialmente svolge le funzioni dell'ARAN, anzi qualche funzione in più a livello territoriale, per cui la sua esperienza in questo caso è duplice, sia quella di giuslavorista che quella di ex presidente della APRAN provinciale. A te la parola, Giorgio. Grazie Riccardo, e grazie anche ad Alessandro e ad Anna per il coinvolgimento dell'Università di Trento e anche mia in queste interessantissime conversazioni che avete organizzato e che affrontano temi sempre molto interessanti. Quello di oggi, è stato detto più volte, è un tema sicuramente nuovo, non c'è dubbio, però è al tempo stesso un tema che tende a rispondere a un problema che è risalente. Un problema, se vogliamo, che è nato con la stessa privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, quindi ben 30 anni fa. Allora, quando si è posto sostanzialmente il problema se l'area dei quadri in particolare, quindi il middle management di cui si è evocato da chi mi ha preceduto, avesse dovuto o potuto trovare applicazione anche nell'ambito del settore pubblico. La Cassazione ha dato una risposta negativa al riguardo, però la contrattazione collettiva e anche il legislatore hanno comunque cercato di dare una risposta diversa a questo problema. Mi riferisco ad esempio alla legge del 2002, la cosiddetta legge Frattini sulla vicedirigenza, e poi ai vari interventi della contrattazione collettiva che hanno introdotto le posizioni organizzative dapprima e nell'ambito del comparto università le elevate professionalità, d'accordo? Quindi da questo punto di vista affrontiamo sicuramente una categoria nuova perché è stata recentemente introdotta dalla contrattazione collettiva nell'ultima tornata contrattuale, che però ha dei precedenti e ce li ha sia nelle posizioni organizzative che nelle elevate professionalità che erano state regolate dal contratto collettivo dell'università. La legge, come ha messo bene in evidenza Vincenzo Luciani, anzi il decreto legge numero 80 del 2021 è intervenuto sicuramente in un momento particolare. Qualcuno vede l'input di questo intervento legislativo addirittura nel crollo del Ponte Morandi. Allora, quando le amministrazioni italiane si sono rese conto di essere prive di tecnici che dovevano affrontare e risolvere quel dramma che si era verificato. A ciò si è aggiunto il PNR, l'esigenza di mettere a terra le risorse che l'Europa aveva stanziato e le difficoltà in cui le amministrazioni si trovavano nel bandire i concorsi proprio perché mancavano le specifiche professionalità. Queste sono un po' le ragioni per cui è stato modificato il comma 1 bis dell'articolo 52 del decreto legislativo numero 165 del 2001 e con quelle disposizioni che Vincenzo Luciani ha messo bene in evidenza. Però per collegarmi ai due profili che io oggi prenderò in considerazione, vale a dire incarichi e retribuzione, v'è da dire che l'articolo 52 non si occupa né dell'uno né dell'altro. L'articolo 52 delega, per quanto riguarda la materia di cui ci occupiamo oggi, delega appunto alla contrattazione collettiva il compito di individuare una ulteriore area rispetto alle preesistenti, alle 3 preesistenti. La norma, qui cerco forse di dare anche una giustificazione a quella che è stata la soluzione delle autonomie locali che Vincenzo ha sostanzialmente criticato. L'articolo 52 stabilisce che la contrattazione collettiva deve individuare 3 aree e poi
decreto legge del 2021 delega ulteriormente alla contrattazione l'introduzione di una ulteriore area. Il problema è se questa ulteriore area deve essere se quest'area deve essere ulteriore alle 3 o a quelle esistenti, perché se è ulteriore alle 3 le autonomie locali già ne avevano 4 e quindi, come probabilmente hanno ritenuto in sede di contrattazione collettiva, non era necessario introdurre la quarta. Però il punto che volevo sottolineare è questo: di incarichi l'articolo 52 non parla. Ne parlano invece tutti i contratti collettivi che nel corso del 2022 hanno dato implementazione alla nuova disposizione legislativa. Ispirandosi in parte, ma direi al modello già previsto dal contratto collettivo delle università, ma direi maggiormente ispirandosi al modello della dirigenza, sia pur con alcune lacune che cercherò di mettere in evidenza nel corso del mio intervento. Il punto di partenza però deve essere dal punto di vista quantomeno degli incarichi, deve essere proprio il contratto collettivo dell'università, che prevede e disciplina la figura delle elevate professionalità fin dal 2008. Quindi un'esperienza quasi di 3 lustri quasi. Ebbene, questa disposizione contrattuale fa perno innanzitutto sull'articolo 40,2 del decreto legislativo 165 del 2001, quella disposizione che assegna sostanzialmente alla contrattazione collettiva la facoltà di introdurre delle discipline speciali, delle discipline particolari in relazione a quel personale che si assume delle elevate responsabilità. In forza di questa disposizione, il contratto funzioni centrali, il contratto funzioni locali, il contratto della sanità ha introdotto le posizioni organizzative. Il contratto dell'università ha introdotto le posizioni del 2008, ha introdotto le posizioni organizzative, ma ha fatto anche un passo ulteriore, introducendo appunto questa categoria delle elevate professionalità. Attenzione, è nel contratto dell'università, scusatemi l'inciso, il contratto dell'università ad oggi è l'unico che non è stato rinnovato nella parte normativa. È stato rinnovato nella parte economica, ma non è stato rinnovato nella parte normativa, quindi su questa materia possiamo parlare al presente perché sono disposizioni tuttora in vigore. Allora, le elevate professionalità nel contratto dell'università rappresentano una quarta categoria di lavoratori. Si aggiunge cioè alle categorie B, C e D e individua queste particolari figure di lavoratori che hanno un'elevata competenza amministrativa, gestionale o tecnica, al quale possono essere conferiti incarichi appunto di elevata professionalità. Mutuando sostanzialmente la disciplina della dirigenza, il contratto dell'università prevede altresì che attraverso l'incarico vengono definiti i compiti del personale inquadrato nella categoria delle elevate responsabilità, vengono individuati gli obiettivi che devono essere raggiunti e vengono anche determinate, viene anche determinata una diversa pesatura degli incarichi di elevata responsabilità a seconda appunto della rilevanza che viene assegnata all'incarico. Sono tutte operazioni queste che fanno le pubbliche amministrazioni, in particolare i dirigenti. A fronte di questo incarico è poi prevista una retribuzione, diciamo, strettamente legata all'incarico, che si aggiunge alla retribuzione fondamentale e che va sotto il nome di retribuzione di posizione, pesata
e calibrata insomma in relazione alla pesatura dell'incarico, e una retribuzione di risultato. Tra l'altro la retribuzione di posizione nel comparto università è suddivisa in una parte fissa che deve essere in ogni caso corrisposta al personale inquadrato nelle elevate professionalità, e una parte variabile che invece appunto è legata al peso dell'incarico conferito e che potrà o no essere corrisposta a seconda che l'incarico sia conferito o meno. Detto in altri termini, l'elevata professionalità nell'ambito del contratto dell'università mette in evidenza sostanzialmente un dato che collega, se vogliamo, l'intervento di Vincenzo Luciani con il mio. Vincenzo Luciani si è occupato di che cos'è l'elevata qualificazione. Io mi sto occupando di che cosa fa e quali sono le conseguenze dal punto di vista economico del fare l'elevata professionalità. Ancora, il contratto dell'università prevedeva anche delle norme che disciplinavano in maniera molto puntuale e dettagliata anche le vicende relative al rinnovo degli incarichi. Gli incarichi possono essere rinnovati, ma soprattutto le vicende conseguenti al mancato rinnovo o addirittura alla revoca dell'incarico, prevedendo sostanzialmente che in caso di revoca dell'incarico, l'elevata professionalità conserva la qualifica, conserva il diritto anche alla retribuzione di posizione, ma soltanto nella parte fissa, nella misura minima che si aggira attorno ai 3.000 euro, d'accordo? Perde invece la retribuzione di posizione legata sostanzialmente al peso, all'importo che deriva dalla pesatura dell'incarico. Quel contratto, tra l'altro, prevede poi anche la possibilità di riconoscere ai dipendenti degli incarichi ulteriori e quindi delle attribuzioni patrimoniali che vanno al di là della retribuzione di posizione. A tutto ciò si aggiunge poi la retribuzione di risultato legata al grado di raggiungimento degli obiettivi che vengono assegnati al momento del conferimento dell'incarico. Perché mi sono soffermato, diciamo anche così a lungo, su questo contratto? Beh, perché è il contratto che ha registrato una certa esperienza, sul quale si è anche pronunciata la Corte di Cassazione in alcune occasioni, però era sostanzialmente una disciplina vigente, una disciplina per certi versi anche collaudata, e che avrebbe potuto essere ripresa in sede di rinnovo dei contratti collettivi. Anzi, in uno dei rapporti della Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale del comparto funzioni centrali, le commissioni individuate dai contratti collettivi del 2018, e in uno dei rapporti viene proprio richiamato a modello la disciplina delle elevate professionalità prevista dalle funzioni centrali. Però, come in parte ha anticipato Vincenzo Luciani, non è stato questo il modello seguito in sede di rinnovo dei contratti collettivi. Comparto funzioni centrali, il comparto funzioni locali e quello della sanità si sono mossi sostanzialmente hanno adottato sostanzialmente delle soluzioni almeno in parte diverse. Allora, andando per gradi e partendo dal contratto collettivo, che sotto questo profilo si presenta meno innovativo e che probabilmente non ha neppure introdotto la vera e propria area nuova delle elevate professionalità. E questo è il contratto delle autonomie locali. Il contratto delle autonomie locali, infatti, purtroppo non riesco a proiettare le slide che avevo preparato, però se si dà uno sguardo alla tabella allegata al contratto collettivo delle funzioni locali, la tabella di trasposizione del personale,
si nota sostanzialmente che i lavoratori dell'area A passano automaticamente, i lavoratori della categoria A passano automaticamente all'area degli operatori. I lavoratori della categoria B passano tutti automaticamente nell'area degli operatori esperti. Poi i lavoratori della ex categoria C passano nella terza area, mentre i funzionari, o meglio i lavoratori della categoria D, passano automaticamente nella area dei funzionari e delle elevate qualificazioni. Cioè, nell'ambito delle autonomie locali non abbiamo un'area delle elevate qualificazioni, ma abbiamo un'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, dove la differenza sostanzialmente tra il funzionario e l'elevata qualificazione dipende dall'assegnazione o no dell'incarico di elevata qualificazione. Questo significa sostanzialmente che non possiamo parlare delle elevate qualificazioni come di uno status che viene assegnato in conseguenza dell'accesso a quella particolare area, perché il personale che appartiene a quell'area, all'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, sono gli ex lavoratori della categoria D che passano automaticamente e che hanno o che potranno avere un incarico di elevata qualificazione. Il dato da sottolineare, il dato ulteriore da sottolineare sotto questo profilo è che nell'ambito delle funzioni locali l'assegnazione dell'incarico non è necessario, non è obbligatorio. L'articolo 16 del contratto delle autonomie locali stabilisce che le amministrazioni locali possono attribuire l'incarico di elevata qualificazione e quindi rientra sostanzialmente nella loro discrezionalità. Un altro dato molto importante è questo: nell'area delle elevate qualificazioni, scusate, nell'ambito del contratto collettivo delle funzioni locali, il personale dell'area funzionari ed elevate qualificazioni percepisce i cosiddetti differenziali retributivi, che altro non sono che le vecchie progressioni orizzontali. Ok? Attribuzione patrimoniale questa che non viene invece riconosciuta negli altri comparti della contrattazione collettiva. In sostanza, questo per mettere in evidenza che l'incarico di elevata qualificazione che è prevista dal contratto delle funzioni locali altro non è che una ridenominazione, mi ha accennato anche Vincenzo, non è altro che una ridenominazione delle vecchie posizioni organizzative. Non è nient'altro, e conseguentemente l'incarico è temporaneo, potrà essere assognato, ma potrà anche essere revocato, e potrà essere revocato sia perché non sono stati raggiunti gli obiettivi, ma anche per ragioni organizzative. Venuto meno l'incarico, il lavoratore ritorna a fare il funzionario, perde la retribuzione di posizione, la retribuzione di risultato, mantiene il trattamento da funzionario, ivi comprese, dicevo, gli incrementi i differenziali salariali legati a quelle che una volta chiamavamo progressioni interne. Poco innovativa sostanzialmente, dunque questa disciplina contrattuale. Decisamente invece più innovativa è la disciplina prevista dal comparto delle funzioni centrali, che se vogliamo rappresenta il tavolo negoziale che ha fatto da apripista, è stato il primo ad essere concluso il 6 maggio del 2020 ed è stato il primo a dare attuazione appunto alla disposizione contenuta nell'articolo 52,1 bis. Ecco, allora, in relazione a questo contratto collettivo va innanzitutto sottolineato
che in via transitoria è prevista anche in questo comparto una tabella di trasposizione del personale. Però in questo caso la tabella di trasposizione vale soltanto per le prime 3 aree, o meglio per le vecchie categorie A, B e C del personale delle funzioni centrali. Quindi il personale dell'area il personale dell'area A, della vecchia categoria A, passa nell'area degli operatori, il personale della categoria B passa nell'area degli assistenti, il personale della categoria C passa nell'area dei funzionari. Nessuno invece passa nella nuova area delle elevate professionalità. Perché appunto in quel comparto le parti sociali hanno voluto, in ottemperanza se vogliamo a quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 52, creare una quarta area, ma crearla vuota. Un'area che dovrà essere riempita attraverso le progressioni verticali dall'area dei funzionari verso l'area delle elevate professionalità, oppure attraverso l'accesso dall'esterno mediante concorso, con la precisazione che almeno il 50% del personale deve avere accesso dall'esterno. Un'area vuota da riempire, un'area però in relazione alla quale i lavoratori, una volta in cui acquisiscono la qualifica di elevate professionalità, acquisiscono un vero e proprio status. Uno status che è almeno che è equiparabile a quello che viene riconosciuto alle elevate professionalità del contratto collettivo dell'università, e che, volendo utilizzare la terminologia civilistica, può essere è l'appartenenza alla categoria dei quadri. È una categoria che individua appunto quel middle management che dovrebbe costituire il trade union tra la dirigenza, il datore di lavoro pubblico, e il personale operativo delle categorie. Ebbene, al personale che acquista o che ha acquisito la qualifica di elevata professionalità, l'incarico, secondo quanto previsto dall'articolo 16, deve essere conferito. La norma dice, articolo 16,1 CCNL funzioni centrali, le amministrazioni attribuiscono al personale dell'area EP, cioè al personale che ha avuto accesso nelle 2 modalità che abbiamo visto, attribuiscono al personale dell'area EP incarichi di elevata autonomia e responsabilità che si configurano quale elemento sostanziale dell'appartenenza all'area. Quindi la norma, se vogliamo, rappresenta in maniera molto efficace la distinzione tra l'essere EP e il fare EP. Attraverso l'incarico, insomma, si determinano quelle che sono quelli che sono i compiti, quelli che sono gli obiettivi che il lavoratore e la lavoratrice inquadrato in quell'area dovrà svolgere. L'incarico è a termine, lo status di elevata qualificazione no. È a termine l'incarico nel senso che può avere una durata da 1 a 3 anni, può essere rinnovato, ma può anche essere revocato per mancato raggiungimento degli obiettivi, oppure per ragioni organizzative, per riorganizzazione dell'amministrazione.
al personale inquadrato nell'area delle elevate qualificazioni a cui è conferito un incarico spetta un trattamento economico che si compone di una retribuzione tabellare, trattamento fondamentale pari a 35.000 euro, una retribuzione di posizione che varia che può arrivare, scusate, fino a 29.000 euro, che varia da 11 a 29.000 euro, nonché una retribuzione di risultato da calcolarsi e da parametrarsi in base ai risultati raggiunti. Complessivamente dunque un EP nell'area delle funzioni locali può arrivare a percepire all'incirca un 70.000 euro all'anno. È una retribuzione insomma equiparabile quasi a quella dei dirigenti, quantomeno con gli incarichi di livello meno significativo, meno importante, ed è questa una delle ragioni per cui qualcuno ravvisa nell'introduzione di questa categoria, di questa nuova area, una sorta di possibilità di sostituzione sostanzialmente dei dirigenti col personale dell'area delle elevate qualificazioni. Questo anche perché l'introduzione nell'ambito delle singole amministrazioni della figura dell'EP deve essere programmata, deve essere prevista nell'ambito del piano dei fabbisogni ora confluito nel PIAO, e per finanziare sostanzialmente l'introduzione di queste nuove figure possono essere utilizzate anche le risorse derivanti dai risparmi circa l'assunzione o la sostituzione di dirigenti. È una disciplina dunque questa che mutua molti degli aspetti di regolamentazione da quella dei dirigenti, soprattutto per quanto riguarda la stabilità della posizione lavorativa, la precarietà e la variabilità invece dell'incarico, del conseguente trattamento accessorio. Però rispetto alla disciplina della dirigenza e anche rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo dell'università, secondo me la disciplina prevista dal contratto funzioni centrali presenta una lacuna che è collegata, o meglio si potrà manifestare nel momento in cui un'amministrazione revochi l'incarico. D'accordo? Perché se viene revocato l'incarico ad un EP, che si fa? Allora, da questo punto di vista occorre tener conto di un dato che è stato confermato anche, è stato affermato anche dall'ARAN in sede di formulazione di pareri a quesiti puntuali richiesti. L'ARAN ha detto: l'EPI nell'ambito delle funzioni centrali non può rimanere senza incarico, perché questa ipotesi non è prevista dal contratto collettivo. L'incarico dunque va assegnato. Però che succede? Come si fa a assegnare l'incarico nel momento in cui un EP non ha raggiunto gli obiettivi e gli è stato revocato? Gli si assegna un altro incarico, ma quell'incarico va tolto a qualcun altro. Dovrebbe attivarsi sostanzialmente un meccanismo di rotazione. E qui sta la differenza rispetto a quanto previsto dal contratto dell'università, che prevede l'ipotesi in cui non venga conferito un incarico a un EP attraverso la soluzione secondo cui all'EP senza incarico gli verrà comunque corrisposta la retribuzione di posizione, ma soltanto nella misura minima. Una disposizione del genere non è prevista invece per quanto riguarda le funzioni locali. Sì, questa disciplina si differenzia anche e risulta lacunosa, se vogliamo, anche rispetto alla disciplina prevista per i dirigenti, perché è vero che anche gli dirigenti hanno diritto all'incarico, però ai dirigenti può essere assegnato anche un incarico non di tipo gestionale, ma un incarico di staff, un incarico di ricerca oppure di partecipazione ad organi di controllo. Un'ipotesi di questo tipo non è prevista, invece per quanto riguarda
il contratto delle funzioni locali, delle funzioni centrali, scusatemi. Passiamo adesso alla disamina del comparto sanità. Comparto sanità, o meglio, il contratto collettivo della sanità prevede anch'esso le elevate qualificazioni, prevede la nuova area delle elevate qualificazioni e la prevede tra l'altro come quinta area, visto che in precedenza il personale era ripartito nelle categorie A, B, C e D. Queste rimangono invariate, vengono ridenominate, vengono definite come aree, però a queste 4 aree se ne aggiunge una quinta, la cosiddetta area nuova, l'area delle elevate qualificazioni, in relazione alle quali si può innanzitutto dire che è prevista come area nuova, che nasce vuota, così come quella delle funzioni centrali, e che dovrà essere riempita attraverso le progressioni interne oppure attraverso l'accesso dall'esterno. Anche qui però il meccanismo che viene utilizzato è il meccanismo degli incarichi. Si diventa EP, si accede dunque alla nuova area delle elevate, si diventa EQ, scusate, si accede dunque alla nuova area delle elevate qualificazioni e poi si ha diritto all'incarico. Le amministrazioni, anche in questo caso, debbono conferire l'incarico al personale che è inquadrato nelle qualifiche di EP. Con una ulteriore distinzione che il personale della sanità è strutturato in 3 diversi ruoli. Vi è il personale sanitario, il personale socioassistenziale e vi è il personale amministrativo. Quindi in tutti e 3 i ruoli, possono rientrare nell'area delle elevate qualificazioni e avremo però di conseguenza 3 incarichi di contenuto diverso a seconda del ruolo al quale appartiene il personale dell'elevata qualificazione. Se vogliamo dare uno sguardo anche ai livelli inferiori, nell'ambito della sanità sono previsti, oltre agli incarichi di elevata qualificazione che vengono definiti come incarichi di posizione, vengono poi confermati gli incarichi di posizione organizzativa per il personale che rientra appunto nei livelli di inquadramento, nelle aree sottostanti a quella delle elevate qualificazioni. Qui l'incarico ha durata di 5 anni, nel comparto della sanità tutti gli incarichi hanno una durata di 5 anni e debbono prevedere gli obiettivi oltre ai contenuti differenziati a seconda del ruolo, debbono prevedere gli obiettivi che il lavoratore deve raggiungere e va anche prevista una pesatura degli incarichi, perché a seconda del peso dell'incarico che viene conferito varia la retribuzione di posizione. Nel comparto sanità la retribuzione di posizione varia dagli 11.000 ai 29.000 euro. Gli 11.000 euro però rappresentano la componente fissa della retribuzione di posizione che va corrisposta in ogni caso, attiene sostanzialmente alla qualifica di elevata qualificazione, mentre il delta dagli 11 ai 20.000, scusate, non 20, dagli 11 ai 20.000 è il delta all'interno del quale potrà essere graduato il peso dell'incarico e quindi variata la retribuzione di posizione, parte variabile riconosciuta ai lavoratori. L'incarico può essere rinnovato dopo i 5 anni, ma può anche essere revocato.
Per dare continuità, il contratto collettivo prevede che 3 mesi prima della valutazione il lavoratore deve essere convocato al fine di discutere e valutare qual è il grado di raggiungimento del risultato e la soddisfazione o no dell'amministrazione in relazione al suo operato. In sostanza vi sono questi 3 mesi prima della scadenza dell'incarico che servono per effettuare la valutazione in contraddittorio col lavoratore interessato. Al lavoratore va comunque riconosciuta e garantita la parte fissa della retribuzione di risultato, della retribuzione di posizione, 10.000 euro vanno comunque garantiti, ma può anche presentarsi l'ipotesi che al lavoratore non sia conferito, non sia assegnato alcun incarico di elevata qualificazione, nel qual caso verrà corrisposta solo ed esclusivamente la parte fissa della retribuzione di risultato e non quella la parte fissa della retribuzione di posizione e non verrà corrisposta invece la retribuzione di risultato. Questa è la descrizione sostanzialmente delle varie soluzioni che sono state adottate. Soluzioni chiaramente diverse, più o meno marcatamente diverse, che però derivano sostanzialmente da quelle che sono le diversità che i singoli comparti presentano, ma soprattutto derivano da quelle che sono state le indicazioni che i comitati di settore hanno fornito all'ARAN prima del rinnovo della contrattazione collettiva. Domanda, se vogliamo, e con questo concludo. Con le elevate professionalità è stata introdotta nell'ambito del pubblico impiego la categoria del middle management o dei quadri? Allora, è stata sicuramente introdotta un'area che costituisce la cinghia di trasmissione tra la dirigenza, tra il datore di lavoro pubblico e il personale impiegatizio delle pubbliche amministrazioni. Non è stato però utilizzato il modello dei quadri proprio perché si è fatto riferimento, si è utilizzato l'istituto dell'incarico, ispirandosi sotto questo profilo in vario modo a quella che è la disciplina della dirigenza e a tutte le problematiche che questa comporta. Questo implica che dal punto di vista interpretativo e della soluzione dei problemi che si potranno porre in fase di applicazione di questa normativa, la giurisprudenza che si è occupata di questa materia potrà essere sicuramente utile, soprattutto quella giurisprudenza che talvolta utilizza la categoria dell'interesse legittimo di diritto privato per l'assegnazione dell'incarico, altre volte, forse più opportunamente, invece fa riferimento all'applicazione dei criteri di correttezza e buona fede per quanto riguarda l'assegnazione e la gestione degli incarichi. Grazie. A te grazie Giorgio per averci dato una visione profonda delle diversità tra i diversi modelli, accennando e articolando un discorso sulle diverse soluzioni e appunto ipotizzando anche molte soluzioni interpretative possibili. Io, senza porre tempo nel mezzo, darei subito la parola al dottor Luca Comper, che è già stato presentato e dirige, direi, uno dei nodi essenziali del funzionamento della macchina amministrativa della provincia autonoma di Trento. Io ricordo soltanto, per chi non ha dimestichezza con i temi delle autonomie speciali, che la provincia autonoma per statuto ha una competenza primaria sui rapporti di lavoro del proprio personale, ha una legge, la numero 7 del 1997, che disciplina il sistema organizzativo e i rapporti di lavoro del personale provinciale. Questa legge ricalca per molti aspetti il modello del decreto legislativo 165/2001, ma per molti aspetti se ne discosta, proprio sfruttando lo spazio di autonomia primaria che la provincia ha. La Corte Costituzionale ha sempre detto,
ed immagino che continuerà a dire, che la competenza della provincia si limita agli aspetti che sono comunque legati al rapporto di lavoro, e il vincolo che esiste rispetto alle norme dello Stato è un vincolo che si rifà alle riforme, ai principi di base, alle riforme economico-sociali. Farei un torto al dottor Comper se non aggiungessi alla presentazione che ho già fatto il suo ruolo nell'APRAN, ruolo che ricopre anche attualmente, quindi diciamo all'esperienza di dirigente aggiunge quella di negoziatore, se vogliamo utilizzare questo termine. A te, Luca, la parola. Grazie innanzitutto per l'invito, mi fa molto piacere essere qui con i professori a parlare della nostra esperienza, e vi vado a condividere le slide diciamo che abbiamo preparato, anche perché, come accennava il professor Salomone, l'esperienza nostra è un'esperienza diciamo in parte originale rispetto a quella che è stata illustrata relativamente ai contratti stipulata in sede ARAN, anche con riferimento alla tematica dell'elevata qualificazione e dell'elevata professionalità. La nostra risposta al tema del middle management è una risposta che è originale, in quanto dal 1997, data di entrata in vigore della nostra legge sul personale, noi abbiamo una qualifica che diciamo è omologa a quella di quadro nelle organizzazioni, nell'ordinamento civilistico e quindi nelle organizzazioni private, che ci ha permesso negli anni di dare una risposta a tutta quella fascia di persone che sostanzialmente avevano per l'appunto spiccate competenze specialistiche, ovvero avevano spiccate competenze in tema di gestione di risorse, gestione di gruppi di lavoro, gestione di obiettivi di attività diretta. Ecco, prima di addentrarmi sul tema delle elevate competenze, mi piaceva velocemente illustrarvi il nostro assetto ordinamentale, che poi è un assetto ordinamentale sul personale che ricalca quello di tutte le regioni e province a statuto speciale. In particolare nella provincia autonoma di Trento gli articoli 4 e 8 dello Statuto di Autonomia ascrivono la competenza sull'ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto alla legislazione, alla competenza primaria della provincia stessa, e competenza che è sostanzialmente limitata a rispetto dell'ordinamento comunitario, della Costituzione e delle grandi riforme di tipo economico-sociale, e recentemente anche dalle materie trasversali come quelle che costituzionalmente riguardano la concorrenza, l'ordinamento civile, piuttosto anche che il coordinamento della finanza locale. L'assetto diciamo delle fonti vede la legge organica sul personale, la legge 3 aprile 97 numero 7, che disciplina il sistema organizzativo e le modalità di accesso alle figure professionali, alla dirigenza e comunque all'assetto organizzativo e per l'appunto agli accessi, declinata in norme di rango regolamentare, e tutta la parte relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, e quindi il diritto sindacale, il rapporto di lavoro per la parte giuridica e per la parte economica, la parte disciplinare, il trattamento economico e il regime professionale, alla contrattazione collettiva, che ha un assetto originale rispetto a quello devoluto a livello nazionale all'ARAN. La legge 7 del 97 in particolare disciplina la dirigenza provinciale, la qualifica di direttore per quanto qui interessa, il sistema, l'albero organizzativo, la disciplina del rapporto di lavoro con un rinvio alla contrattazione collettiva, così come di rinvio alla contrattazione collettiva nella parte in cui ci si occupa di relazioni sindacali e di partecipazione. Per quanto riguarda l'albero organizzativo, la provincia che diciamo, gestisce sul territorio tutte le competenze che nelle regioni a statuto ordinario sono gestite dallo Stato, e quindi assomma le competenze che nelle regioni a statuto ordinario sono gestite da quelle amministrazioni che quelle che lì sono gestite dallo Stato, e anche ad altre competenze. Sostanzialmente sul territorio le competenze che rimangono escluse dalla gestione provinciale sono quelle dell'ordine pubblico, degli esteri,
e della difesa. Le competenze legislative e amministrative sono gestite da queste strutture che vedete rappresentate, strutture complesse, strutture semplici, cui sono preposte le strutture complesse, personale con qualifica dirigenziale e posizione funzionale di dirigente generale, e sulle strutture semplici figure dirigenziali con la posizione funzionale di dirigente, che hanno scadenza le prime nell'arco della legislatura, le seconde dopo un incarico di 5 anni. Collegate alle strutture complesse sono anche agenzie complesse, dove parimenti sono preposti dirigenti generali, e agenzie semplici che sono rappresentati negli acronimi che vedete, cui sono preposti dirigenti con incarico di dirigente di servizio. Accanto a questa strutturazione, dove ai dipartimenti e servizi sono preposti personale con qualifica di dirigente, abbiamo, per quanto qui di interesse, gli uffici e gli incarichi speciali, che sono strutture organizzative di terzo livello, cui sono preposti personale con qualifica di direttore di ufficio. La contrattazione collettiva si svolge, diciamo, a livello locale, mediante la stipulazione di un accordo quadro che regola gli istituti comuni e tutti i comparti, contratti collettivi di comparto, che sono 4, personale della scuola, personale delle autonomie locali, che comprende, oltre al personale della provincia, quello dei comuni e quello delle case di riposo, comparto della ricerca e comparto della sanità, che è declinato poi per i singoli istituti in contratti di settore o contratti decentrati. Il personale con qualifica di direttore, che è quello che più si assimila a quello delle elevate professionalità o dell'elevata qualificazione, ha una propria contrattazione collettiva che l'articolo 54 della legge 7 afferma debba svolgersi in collegamento a quella del personale con qualifica dirigenziali, e quindi anche da qui diciamo, appare come quella di direttori sia una qualifica che si aggiunge a quella di dirigente, e che ha un suo ambito di contrattazione collettiva che ne regolamenta quindi tutti gli istituti di carattere giuridico e di carattere economico. Ecco, da noi, come ho appena detto, il middle management è diciamo, ascritto alla qualifica di direttore d'ufficio. Come vedete, i direttori possono essere preposti ad uffici, quindi a strutture organizzative, oppure essere destinatari di un incarico speciale, e da qui si vede plasticamente la differenza fra una carriera che noi abbiamo sempre ritenuto essere, il legislatore provinciale ha sempre ritenuto essere la carriera della managerialità, nel caso in cui i direttori siano preposti ad uffici, da quella della professionalità, di professional. Sostanzialmente il direttore con incarico speciale è un professional che non va a gestire risorse di carattere finanziario, risorse umane e risorse strumentali, mentre il direttore preposto ad un ufficio ha in gestione risorse di carattere economico, risorse di carattere finanziario e risorse di carattere umano e strumentale da gestire. Quindi sono più spiccate, diciamo, le caratteristiche di managerialità nei direttori preposti agli uffici e quelle di essere professional nei direttori con incarico speciale. E come si accede alla qualifica di direttore? La qualifica di direttore è una qualifica a cui si accede sostanzialmente con il diploma di laurea, mediante concorso pubblico, diploma di laurea assommato avere almeno 5 anni di anzianità, di esperienza nella categoria D, ovvero 8 anni nella categoria C, e quindi il requisito indefettibile peraltro è quello di avere per l'appunto il diploma di laurea. Dal punto di vista della struttura della retribuzione, i direttori sono, in virtù di avere la qualifica e quindi di aver svolto un concorso pubblico, hanno una struttura retributiva che è assimilabile a quella dei dirigenti quanto alle voci retributive, quindi retribuzione di base, retribuzione di posizione, dove vi è un ranking delle retribuzioni di posizione che è ordinato su 5 posizioni, che sono graduate in relazione alla complessità,
alla responsabilità rivestita, alla importanza delle relazioni che questi direttori intrattengono sia a livello organizzativo che a livello esterno, e una retribuzione di risultato. Non sono destinatari di non possono fare lo straordinario, ma tutto è inglobato in una retribuzione di risultato che viene valutata secondo un sistema di valutazione che è assimilabile a quello della dirigenza. A livello stipendiale i direttori si collocano, hanno un trattamento economico che può andare dai 46.000 euro in termini di RALE, scusa la retribuzione di risultato, a 53.000 euro con la retribuzione di risultato. Per quanto riguarda, dicevo prima, le strutture a cui possono essere preposti, in legge è previsto il numero massimo di uffici che sono previsti nell'albero organizzativo della provincia, che sono 278, e questo per evitare, diciamo, l'ipertrofia organizzativa e sostanzialmente la creazione di una struttura organizzativa ad immagine e somiglianza delle persone che diciamo poi devono prendere incarichi su quelle strutture. Quindi sia per la dirigenza ma anche per i direttori il numero massimo di strutture è fissato in legge. Per quanto riguarda poi ancora altre peculiarità di questa qualifica, cosa fanno i direttori? Sostanzialmente sono destinatari di un incarico quinquennale che può essere rinnovato fatta salva la rotazione ordinaria, che può avvenire sia ai sensi della legge sul personale, anche prima della scadenza, ma soprattutto ai sensi del piano anticorruzione. In effetti è programmata ordinariamente la rotazione dei direttori, anche quella dei dirigenti, in base ad un cronoprogramma che viene approvato dal direttore del personale su mandato della giunta provinciale, e come attività hanno tipicamente attività che è declinata dall'articolo 31 della legge sul personale in termini di organizzazione dell'ufficio, coordinamento dei programmi di lavoro e assicurazione della necessaria collegialità nell'utilizzo delle risorse umane strumentali, verificare la produttività dell'ufficio, formulare al dirigente le proposte per l'individuazione dei responsabili del procedimento, e poi adozione di proposte di provvedimenti amministrativi da sottoporre al dirigente stesso, e collaborano col dirigente nella predisposizione dei piani di lavoro. Possono essere anche destinatari di delega di firma o di attività sulla base di un provvedimento dirigenziale, e quindi ordinariamente hanno le loro attività da svolgere che non prevedono la rappresentanza dell'ente sull'esterno, ma talvolta possono avere anche in delega la delega di attività da parte della dirigenza. Le modalità di conferimento dell'incarico possono essere sono modalità diciamo determinate con provvedimento della giunta provinciale, sentito il dirigente generale della struttura di riferimento e il dirigente rispettivamente competenti. Ecco, questo velocemente diciamo la qualifica di direttore, la descrizione della qualifica di direttore, che nella nostra ottica va un po' ad intercettare, ma ormai è un consolidato nel nostro ordinamento, quello che diciamo il legislatore del 165 e poi le parti negoziali hanno determinato nei vari contratti che sono stati via via stipulati a livello statale. In verità vi è un'altra figura che diciamo potrebbe essere assimilata a quella dell'elevata professionalità, che è quella del funzionario esperto. Questa deriva da una modifica legislativa del 2014. In effetti si va a sovrapporre a quella del direttore con incarico speciale, e a breve questa diciamo antinomia legislativa verrà risolta con un intervento legislativo e contrattuale. Il funzionario esperto può essere destinatario di un incarico e viene selezionato avendo poi una retribuzione diciamo legata all'incarico per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione. Anche qui ritorna la volontà del legislatore provinciale, che separa da un lato i direttori che sono preposti ad ufficio da tutta l'area dei professional. Effettivamente
il legislatore non ha tenuto conto in questo caso che al funzionario esperto preesisteva il direttore con incarico speciale, e queste due figure, ripeto, verranno diciamo, rese compatibili con un intervento legislativo che è in cantiere. Il nostro ordinamento professionale, che è in fase di rivisitazione, prevede 4 categorie A, B, C e D, regolate ad un livello base in un livello evoluto, livello base che è sostanzialmente il livello d'accesso, e livello evoluto che è, diciamo, il livello di progressione del livello base, e quindi c'è una doppia modalità, una modalità d'accesso alla categoria e di progressione verticale del livello base a livello evoluto. Tipicamente anche nel nostro caso lo stipendio è articolato in posizioni retributive, ma in questo non vi è nulla di tipico, e le progressioni verticali e orizzontali con sistema di valutazione sono ordinate secondo modelli che sono conosciuti anche a livello nazionale. Per quanto riguarda il nostro ordinamento professionale, la composizione attuale è quella che vedete, quindi il 2,3% nella categoria A, il 5,6% nella categoria B base, essenzialmente la categoria degli operai qualificati, il 24% operai specializzati e segreterie, 16% diplomati junior, 18% diplomati senior, il 25% invece laureati junior e il 7,5% laureati senior. E per quanto riguarda le consistenze, il 91 persone sono nella categoria A, 1202 nella categoria B, 1412 nella categoria C e 1333 nella categoria D. Stiamo riragionando su una messa in atto di una riforma formale della pubblica amministrazione nella rivisitazione della legge nostra di riferimento, tenendo a riferimento però anche il dato sostanziale. In questi anni abbiamo portato avanti significative riforme sia nelle modalità di lavoro, mettendo a regime la possibilità di telelavorare, di lavorare in smart working, che avevamo introdotto nel 2012 e che sta diventando ormai una consuetudine, quindi nel transito dal lavoro ibrido, un processo di reingegnerizzazione completa dei processi lavorativi, e poi un'innovazione anche dei ruoli, e quindi in cui mi ricollego a quanto appena detto, una rivisitazione completa dell'ordinamento professionale. Diciamo, determinanti sulle quali stiamo lavorando, e per quanto qui interesse è la determinante riguardante il fattore persona, ma stiamo lavorando anche sul ridisegno per l'appunto dei ruoli delle figure professionali, dei processi e dei servizi che andiamo a rendere come amministrazione. Nel nuovo ordinamento professionale, dove andrà ad essere ricollocata quasi in una secondo un'operazione di trasformazione dalla fonte legislativa alla fonte contrattuale, la figura professionale dell'esperto, mentre quella, diciamo, di direttore rimarrà regolata dalla legge. Probabilmente andremo ad inserire nella categoria D, che è la più elevata, l'area degli esperti, in quanto c'è bisogno anche per il funzionariato di avere uno sbocco professionale in termini sia di acquisire una qualificazione plus rispetto a quella rivestita, ma anche evidentemente di avere un incarico che ne riconosca la professionalità e la competenza via via maturata. Questo per sostanzialmente rendere anche il lavoro pubblico maggiormente attrattivo, visto che anche noi, come tutte le amministrazioni italiane, cominciamo a fare fatica ad attrarre professionisti e anche giovani laureati o diplomati, in quanto il lavoro pubblico sconta per l'appunto una scarsa attrattività diciamo, sia per un fattore di trattamenti economici non sempre in linea con quelli di mercato, e anche soprattutto per una difficoltà a dare a chi alle pubbliche amministrazioni vuole accostarsi un'effettiva ed una intelligibile possibilità di progressione di carriera, se non attraverso passaggi e, diciamo,
percorsi non sempre lineari e intellegibili per l'appunto. Quello su cui stiamo lavorando è quello di raggruppare sempre più le mansioni e ragionare non più in termini per l'appunto di attività, descrivere le figure professionali non più in termini di attività svolta, ma di attività, diciamo, agita in termini di responsabilità, relazioni, competenze, di accorpare le figure professionali per famiglie professionali, come anche detto nelle linee guida nazionali, e per dare effettivamente una maggiore possibilità di fungibilità e di interscambiabilità dei ruoli, visto che poi nella gestione del personale, e lo viviamo tutti i giorni, diciamo, come classe dirigente, è molto importante avere anche alle spalle un sistema di classificazione che permetta al dirigente di operare con flessibilità, agibilità, per dare al personale delle mansioni che non siano sempre parcellizzate e legate a compiti molto stretti, ma piuttosto agire su ruoli professionali ampi dove il dipendente si possa anche spendere in termini di competenze e di professionalità. Ecco, per concludere, ecco, mi sembra di poter dire che da noi insomma, l'area dell'elevata professionalità l'abbiamo in qualche modo già prevista nel nostro ordinamento con l'area dei direttori, l'abbiamo divisa in due branche, quella della managerialità e quella della professionalità. In questo modo ci sembra di aver, al legislatore sembra di aver intercettato, diciamo, quella che era l'esigenza di creare una qualifica cuscinetto fra l'area del funzionariato e l'area della dirigenza, che poi è il primo riferimento per la parte politica, ma anche per la cittadinanza. Grazie per l'attenzione. Grazie davvero, davvero a tutti per questo pomeriggio. Sono emerse molteplici questioni, da ultimo la bellissima relazione che segue le altre bellissime relazioni del dottor Comper, che ci ha definito questo scenario, insomma, speciale, ma con molti spunti di attenzione. Io francamente ho poco da aggiungere rispetto a quello che è già stato detto fino adesso, se non alcune riflessioni un po' così più di politica di diritto che non diritto positivo. E parto da quello che ha detto Giorgio Bolego sul Ponte Morandi. No, ma perché? Perché questa brutta vicenda italiana ha fatto emergere una questione generale, che era quella relativa al problema degli appalti e del fatto che non ci fossero dirigenti in grado nei ministeri a controllare gli appaltatori. Questo era uno dei temi. E l'altro tema, sì, le elevate personalità sicuramente in qualche misura per queste, ma forse c'è anche un'altra questione, cioè quello che è il tema che avvocato Vincenzo, avvocato tu, avvocato Riccardo, avvocato anche il dottor Comper, della retribuzione dei quadri. Perché una volta che è saltata la vice dei quadri che non ci sono nel pubblico, una volta saltata la vice dirigenza, il problema è un problema, come dire, retributivo che non riguarda tanto la dirigenza e le categorie diciamo intermedie, ma riguarda proprio le personalità più elevate, perché lì il gap col privato è alto. E soprattutto è un gap alto anche perché, a differenza del privato, non puoi avere un aziendale nel pubblico integrativo che ti copre questo gap. Questo è, come dire, è il problema di fondo. E allora qua c'è stata, credo io, la scelta di politica di diritto. Cioè, io ero tra i fautori, cioè tra quelli che dicevano più che una nuova area, troviamo i soldi per incrementare le retribuzioni. Questo era l'elemento. Perché? Perché io vedo un po' questo rischio che è emerso, che tra le righe è emerso in maniera chiara, che tu crei questa nuova, lasciamo stare gli enti locali, ti dirò una cosa tra un attimo, tu crei, soprattutto nelle funzioni centrali, questa nuova area, ma effettivamente risponde a un'esigenza organizzativa oppure no?
perché vuol dire, prima tu hai l'esigenza organizzativa, poi individui le persone, o dovresti individuare le persone. Questo è il primo aspetto. E l'altro aspetto che avete messo, vuol dire, nelle comparazioni che entrambi avete fatto, qual è alla fine la differenza in molti casi tra un dirigente basso, passatemi questa espressione, e un'elevata professionalità. Perché perché se noi prendiamo le declaratorie che Vincenzo ha indicato in maniera, anche nelle slide, e le paragoniamo con quelle di un dirigente, sì, vabbè, qualche differenza sicuramente c'è, ci deve essere. Sicuramente noi sul piano teorico applicativo diremo quello che cambia l'autonomia, sì, certo, l'autonomia, ma cioè, la forbice si avvicina molto e quindi ci può essere un tema e un problema di ruoli. Questo è... Poi Giorgio è stato buono. Giorgio Vincenzo mi ricordo che è stato buono, che ha detto, ma in realtà, siccome il 52, il comma 1 bis dice un'area ulteriore, facciamo confluire nella quarta i funzionari organizzativi. Ecco, io su quello sarei un po' più duro, cioè nel senso che mi pare che la previsione fosse nel senso di dire una nuova area. Dopodiché il problema vero è che probabilmente ancora una volta la legge è stata pensata con riferimento ai ministeri, cioè al centro e non alla periferia. Questo è stato l'altro problema, che deriva da un altro fatto che, come dire, in maniera un po', come dire, senile, mi piace ricordare, però se noi prendiamo il decreto legge e la legge di conversione, andiamo su normativa e vediamo questo, tutta questa parte è in nero, quindi parte inserita in sede di conversione. In sede di conversione con l'altro aspetto che non è stato attuato della riqualificazione automatica o riquadramento automatico per i livelli inferiori. Quindi vuol dire questo profilo, questo aspetto c'è. Per gli enti locali, cioè, francamente, la categoria nuova non c'è, nel senso che è il vecchio che avanza, ed è il vecchio che avanza con il mantenere quelle che sono posizioni organizzative che c'erano già anche prima. L'altra questione che mi pongo è questa, perché noi abbiamo enti locali con dirigenza e enti locali senza dirigenza. Perché per gli enti locali senza dirigenza, dove 109 del TUEL, devo dire, svolge funzioni dirigenziali e che in base a una prassi contrattuale, perché non mi viene da qualificarla meglio, questi sono automaticamente posizioni organizzative. Cioè come inseriamo la situazione? Cioè come chiudiamo tra funzionario e posizione organizzativa? Cioè alla fine, la dico in maniera molto tranchant, come purtroppo talvolta sono io, cioè temo che non ci sia questa distinzione alla fine. Cioè che alla fine ci sia o ci possa essere uno scivolamento verso l'alto, il che dal mio punto di vista cosa imporrebbe? Una riorganizzazione. Però questa riorganizzazione non ti può portare ad una retrocessione da parte di qualcuno. Adesso ho semplificato il concetto, però insomma questo aspetto è un aspetto insomma, fino in fondo non indicato. Dopodiché, giustamente, Vincenzo era partito dicendo il tema centralità della competenza, e quindi mi ricollego a quello che ho detto anch'io, sì, la competenza è questo. L'altra domanda retorica in qualche misura è: questo sistema effettivamente è un sistema che mi garantisce sulla competenza oppure no? Perché io qualche dubbio ce l'ho, anche perché non vorrei che alla fine in alcune realtà tu hai persone che verranno inquadrate come elevate qualificazioni, che poi continuano a svolgere i compiti che svolgevano prima, e quindi al contrario c'è un problema di demansionamento, perché vuol dire se mettiamo la toga, è la prima cosa che diciamo: sì, sono un EQ, però poverino, faccio quello che facevo prima e quindi la mia personalità non è adeguatamente valorizzata. E poi Giorgio diceva quest'altro che è un buco, cioè quando si pone il problema della revoca. Perché dice: li revochiamo e poi dopo devono avere un altro incarico. Lui giustamente poneva in luce la differenza con università e con dirigenza. Ok? Università, adesso vedremo il contratto quando uscirà che cosa ci dirà. Ma attenzione, l'università
sì, è quella previsione, ma è una previsione che prende atto di una patologia. Perché a rigore gli EP avrebbero dovuto avere anche nell'università un incarico. Tant'è che tu dici è un EP professionale, almeno insomma in molti casi si dice un EP professionale, che è un modo elegante per bypassare la situazione. E quindi mi ricollego a quello che ha detto Riccardo, cioè la professionalità alla fine è al servizio del singolo o dell'organizzazione? Perché questa è la domanda. E sulla base di quello che ho detto, forse in maniera un po' critica, mi pare che sia o che possa essere più a livello dell'organizzazione. Non lo so, ragione, cioè, voglio dire, è un tema perché sicuramente il diritto del lavoro ha ripreso centralità e questo è importante per noi, però c'è un tema organizzativo che secondo me non è stato fino in fondo considerato, questo è il dato. E poi chiudo con questa riflessione che richiamava Vincenzo, la Cassazione del 2022 sugli incarichi dirigenziali, valutazione comparativa con corretta buona fede. Questo vuol dire è un pugno cioè non lui che mi dà un pugno, vuol dire. Cioè, io purtroppo ormai, cioè, ogni anno sono sempre più isolato. Cioè, io credo che non si possa, non si debba andare verso la valutazione comparativa. L'ho scritto 15 anni fa, lo scrivo, sembro come dire il vecchio che ripete le cose, ma perché? Ma perché credo che la filosofia non potesse, non dovesse essere quella, perché alla fine è qualcun altro che decide, con problemi anche sul tema della giurisdizione. Però purtroppo qual è l'elemento di fondo? E questo porrà anche un problema, potrebbe portare un problema nell'attribuzione degli incarichi, cioè il fatto che il dirigente alla fine è molto meno dirigente. Cioè, mi spiego, perché se io devo attribuire gli incarichi di elevata qualificazione, ma la valutazione è comparativa, cioè alla fine adesso insomma la strada è stretta e che la via sia quella di ridurre la discrezionalità. Adesso vado un po' fuori tema, ma però è evidentissimo anche per quanto riguarda la riforma del decreto concorrenza, nomina dei primari nelle aziende sanitarie. Perché quando oggi il direttore generale deve scegliere il primo, voi capite che questo va contro tutti i profili di discrezionalità e di managerialità. Quindi questo è un altro aspetto, un altro tema. E quindi credo un'altra cosa, che l'amministratore sia anche indietro, soprattutto a livello centrale, perché qua è passato quasi un anno, no, ma di 10 mesi da funzioni centrali, o meno dagli altri contratti, e francamente non mi pare sia stato fatto molto in relazione a un tema di riprogettazione, perché questo credo che sia insomma, l'aspetto centrale. Ecco, io in maniera un po', come dire, maniera un po' sparsa insomma, ho espresso quelle che sono le considerazioni che sono emerse dai vostri 3 bellissimi interventi e dal coordinamento di Riccardo. Ovviamente sul tema provincia di Trento ho imparato, cioè qua sarebbe insomma, aprire un altro tema, autonomia speciale, c'è delle fonti e tutto quello che è emerso anche ieri in un'altra occasione, cioè l'autonomia speciale, se viene sfruttata bene, sfruttata virgolettato, cioè utilizzato, insomma, può portare a quelli che sono dei risultati sicuramente virtuosi. Dopodiché il centro, credo, ma questo mi fermo, insomma, questa apertura alla periferia non abbia tanto, come dire, tanto piacere. Io non ho francamente nulla da aggiungere, se non ringraziare ulteriormente, nell'ordine di apparizione,
il professor Salomone, il professor Luciani, il professor Bolla e il dottor Comper, e se hanno qualcosa da dire in replica, molto volentieri. Altrimenti cedo, come ormai è la prassi, ormai biennale, alla collega Zilli per le conclusioni e le conclusioni, che in questo caso sono conclusioni e conclusioni, perché abbiamo avuto anche quelle del collega Salomone. Grazie. Due flash. Primo è questo, provincia di Trento, visto che ho avuto una certa esperienza. Dato significativo da sottolineare, secondo me, è che la provincia di Trento nel 2015 ha sostanzialmente dato attuazione alla legge delega Madia e quindi ha riformato la dirigenza, ha riformato anche, ha introdotto anche attraverso questa riforma la figura degli esperti, con una particolare attenzione a quelle che erano le specificità o i problemi specifici che si presentavano insomma in quel periodo. L'altra considerazione che volevo fare era quello in relazione agli incarichi, no? Alessandro. Il punto è questo, che poiché ci si ispira al modello dirigenziale, il tema della revoca degli incarichi molto spesso attiene anche al modello, al sistema dello spoil system. Il problema si verifica soprattutto allora quando gli incarichi vengono revocati non per mancato raggiungimento ma per ragioni organizzative, d'accordo? Alle spalle delle quali ci può stare molto. E lì, se vogliamo, si potrebbe mettere in evidenza un'ulteriore lacuna, perché allora gli EP rientrano nell'area del contratto non dirigenziale, d'accordo? E questa è una notevole differenza, soprattutto in relazione alla disciplina dello spoil system, perché nel contratto dei dirigenti vi sono le clausole di salvaguardia, per anni criticate, sospese, però il rinnovo contrattuale del 2018 le ha reintrodotte, sia pur con un meccanismo di conservazione temporaneo. E questa è una differenza notevole se vogliamo, diciamo così, utilizzare i criteri e le soluzioni che sono state adottate nell'area della dirigenza rispetto alla nuova figura dell'EP. Quel tipo di problema, secondo te, non emergerà nel corso del tempo? E occorrerà trovare una soluzione, no? Al momento le parti sociali hanno, se vogliamo, trovato una soluzione diciamo ottimistica, rimosso l'incarico se ne assegna un altro laddove possibile, criteri di correttezza e buona fede, eccetera eccetera. Negli altri comparti, rimosso l'incarico, sparisce tutto il trattamento accessorio, rispetto rigoroso del criterio di corrispettività. Però è una corrispettività questa prettamente economica, che non tiene conto del fatto che una persona che ha avuto una certa esperienza, un certo bagaglio, potrebbe avere diciamo anche un apporto superiore rispetto a chi quelle competenze non ce le ha. Non è replica, è riflessione. Due cose. Allora, uno, secondo me i dirigenti, la regola degli incarichi per motivi organizzativi si sono avuti di fronte alle organizzazioni, però voglio dire, quello era il tema delle eccedenze, abbiamo la vecchia sentenza del comune milanese che ha detto, insomma, tutto da capo. Ma e poi il tema della regola organizzativa fraudolenta davanti al giudice, secondo me, tiene poco, nel senso che il giudice la fa saltare, ma credo che il meccanismo sia quello che tu hai indicato, cioè il tema è: se revochi l'incarico per una ragione organizzativa, hai diritto a un altro incarico, ok? Qual è il problema? Se l'altro incarico non c'è, dovessi dichiarare l'eccedenza. Questo è il meccanismo. E quindi probabilmente, se vogliamo dare una ragione al fatto che non c'è il galleggiamento, probabilmente questa potrebbe essere la ragione. Non lo so, ragiono ad alta voce adesso con te di fronte a questa riflessione. Il problema vero, secondo me, si pone nel momento in cui c'è una revoca ante tempus per inadempimento, perché in questo caso
io che cosa faccio fare al nostro EQ revocato anticipatamente? Dopodiché qual è il profilo? Che abbiamo probabilmente l'esperienza della dirigenza dove a mia memoria non c'è un caso, cioè c'è lo zero barrato, di revoche per motivi organizzativi, per motivi di disponibilità, perché la norma del 21 mi dice viene revocato, sta in disponibilità, percepisci la retribuzione. Poi perché pure la Corte dei Conti, cioè percepisci qualcosa, la retribuzione senza far nulla, mai è stato fatto, nessuno si è mai assunto la responsabilità. Però voglio dire, oggettivamente è vero, c'è questo problema c'è, però del resto, e qua veramente chiudo, poi cedo la parola a Zilli, lasciando stare il sistema attuale, in realtà dove il problema si è posto, quello che tu hai detto, semplifico, le riorganizzazioni per far saltare delle teste, dove le abbiamo avuto? Negli enti locali. Ma negli enti locali, come tu hai detto, in realtà è molto gattopardo, cioè cambia tutto, non cambiare niente. E quindi vuol dire la soluzione alla fine nei fatti diventa quella, anche sul piano giuridico diventa quella. Perché cosa succede? Succede che tu rimani comunque funzionario e quindi perdi semplicemente la posizione. E quindi sicuramente sul piano teorico, poi vedremo la parte applicativa, nelle funzioni centrali il problema è più rilevante. È più rilevante perché lì non c'è, diciamo, questo meccanismo. Non so se Vincenzo voglia dire qualche cosa, o il dottore Comper. Io però assolutamente telegrafico, anche perché vi devo lasciare, vi ringrazio ancora dell'opportunità. Sono assolutamente d'accordo con te, Alessandro, sul profilo del controllo da parte della Cassazione. Là mi sembra proprio la classica deriva della giurisprudenza che vuole entrare, diciamo, bonificare tutto e quindi sottoporre a un controllo che non le compete. Insomma, quello è un caso di discrezionalità che spetta al direttore generale, al dirigente, quindi sono assolutamente d'accordo. Vi ringrazio ancora, purtroppo vi devo salutare. Anche da parte mia vi devo lasciare, grazie mille per l'invito e saluto l'amico Giorgio, Riccardo e tutti voi per avermi invitato, un grazie di cuore. Buon proseguimento con le vostre iniziative. Saluti. Allora, davvero le conclusioni sulle conclusioni e questa volta con grande felicità anche sulle repliche. Perché avrei avuto moltissimo da dire, nella misura in cui non c'è stata l'occasione di aggiungere un piccolo tassello su una questione di genere che a me è particolarmente cara, perché ci dimentichiamo che 2 anni fa, ormai perché il tempo vola, abbiamo avuto una piccola modifica del codice pari opportunità, decreto legislativo 198/2006, in cui si è previsto che ogni qualvolta si va ad attribuire un incarico o una qualsiasi collocazione professionale nuova o progressione di carriera, bisogna spiegare anche perché eventualmente la si dà al genere sovrarappresentato ove ci sia un differenziale, un divario fra i 2 generi non inferiore ai 2/3, che equivale a tutto il sistema, a tutto ciò che riguarda le alte professionalità in cui le donne sono sempre statisticamente di meno. Allora, questo me lo tengo per un altro clip, spero ce ne sarà l'occasione, faremo il clip di genere. In questa occasione di oggi invece vorrei ringraziare e fare un pensiero di saluto agli studenti e alle studentesse che stanno seguendo questi corsi, agli iscritti e alle iscritte al corso di aggiornamento clip di quest'anno e rinviare con grande piacere agli amici e alle amiche di Catanzaro e Benevento riuniti per l'occasione al clip del prossimo 5 aprile su un tema che non abbiamo mai affrontato, l'impiego pubblico non privatizzato. Proviamo a vedere anche quel discorso di professionalità che ci è sembrato interessante introdurre nell'edizione clip 2023. Grazie e buonasera a tutte e a tutti.